Di nuovo in diretta sarà consegnata domani pomeriggio alla famiglia di Padova la lettera che nel 1942 il soldato Renato Santi spedì 10 giorni prima di diventare uno dei tanti italiani dispersi in Russia. A ritrovarla un giovane ricercatore storico di Macerata. Sento che hai iniziato le scuole, Ivana. Buttatici dentro con tutta la tua volontà. Fa come facciamo noi autisti qui in Russia. O la va o la spacca. Noi non badiamo a spreco di energie. Si rischia tutto purché arrivi presto il giorno della vittoria e torneremo alle nostre famiglie. È solo un passaggio della lettera che il soldato Renato Santi ha scritto alla nipote Ivana dal fronte russo. È datata 1° dicembre 1942 e domani, grazie alla curiosità e alla passione per la storia di Edoardo Mazzonetto, sarà finalmente consegnata a Padova, nelle mani dei parenti di uno dei tanti italiani dispersi nell'inferno di Stalingrado. Questa lettera è frutto di uno scambio con un collezionista veneziano, ma era nascosta in centinaia di altri documenti e analizzandoli però ho scoperto che questa lettera conteneva qualcosa di speciale, un testo particolare, pieno di emozioni, pieno di significato. Il testo è trasparente sulle atrocità della guerra e sulla presenza tedesca, quindi era abbastanza censurabile, ma così non è stato per fortuna ed è giunta a noi intera. Una testimonianza cruda della guerra che ha colpito profondamente questo 22enne di Candelù di Macerata, che ha iniziato la ricerca della destinataria purtroppo scomparsa da qualche anno. L'imperativo era riconsegnare questo foglio alla famiglia perché nelle ricerche è emerso che questa lettera è l'ultima testimonianza in vita del soldato Santi. Esatto, lui scompare solamente dopo 10 giorni dall'invio di questa lettera, quindi probabilmente questa è proprio l'ultima spedita da lui e probabilmente la famiglia non l'ha mai ricevuta. E quindi adesso tu gli riporterai, diciamo, un pezzo del loro familiare. Esatto, cosa veramente molto molto difficile dalla Russia e quindi sarà un momento veramente molto molto bello. Pur essendo un 22enne, ha le idee ben chiare sulle guerre. La storia ci ha insegnato che nella guerra non ci sono né vincitori né vinti, mai. E proprio per questo, alla fine dell'intervista, ci vuole far riflettere, leggendo un altro brano della lettera dedicata alla piccola Ivana Santi. Tieni presente che qui non sei al cinema, è pura realtà. Non sono i soldatini di piombo che fanno la guerra, ma bensì milioni di uomini che con i mezzi più micidiali cercano di vincersi a vicenda. Il grande calcio internazionale su Antenna 3, appuntamento da non perdere. Domenica sera alle 20 sulla nostra emittente trasmetteremo in diretta la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona, il classico delle sfide calcistiche in Spagna, talenti e campioni in campo per il meglio del calcio europeo. Appuntamento dunque alle 20 di domenica su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo ed il nostro meteo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Condizioni stabili grazie all'alta pressione. L'aria fredda tuttavia mantiene le temperature vicine a valori medi stagionali. Il dettaglio di sabato 13 gennaio. Sul Veneto saranno più probabili e diffuse rispetto ai giorni scorsi le foschie e le nebbie. Possibile una maggiore visibilità sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo, minime sotto zero, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà maggiormente soleggiato con cielo sereno o velato. Farà però ancora freddo al mattino con gelate estese. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-8 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tanto sole e con qualche innocuo addensamento in giornata. Temperature minime tra -4 e -3 gradi, massime sui 6-7 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.